Buongiorno, bentrovati. L'apertura con l'edicola di oggi, 17 maggio, dalle pagine dei giornali di Treviso. I Moco, sei pazzesca, Conegliano nella storia, il titolone che fa la tribuna di Treviso con tanto di foto in testa al giornale. Lega, un fortino a Treviso e Conte che mette in riga Fratelli d'Italia. Il sindaco Genti con poco meno di 23.000 voti fa meglio del 2018 quando scalzò Manildo. Queste sono cose che dice Gentilini. Ieri ha fatto uno show in piazza, eravamo lì anche noi. Il Carroccio recupera 6 punti rispetto alle politiche, il centro-sinistra ha perso 5.000 voti in 5 anni. Manera, che era assessore all'ambiente e già vice sindaco, De Checchi inizietto flop, cioè De Checchi è l'ex vice sindaco, ma Manera ha preso un sacco di voti e quindi si profila per lui un incarico importante. Altre notizie: Benetton torna sopra quota 1 miliardo nei ricavi, beato lui. E altre notizie: addio Don Giacomo, per anni rettore del Collegio Pio X e parroco di Asolo, sbanda con l'auto, si scontra contro un camion e muore a 91 anni. Sono queste le notizie di cronaca e poi ce ne sono molte altre. Andiamo a vedere su Gazzettino: visite ed esami medici 234.000 in lista d'attesa e quel cuore fermo ripartito, una grandissima commozione. Vedete che c'è ancora una volta la foto del professor Gerosa. Un pochino si parla anche di Inter, Lautaro porta in finale all'Inter, il Milan battuto un'altra volta per 1-0, l'Inter se ne va in finale di Champions. Autonomia, bozze e misteri, caos e polemiche in Senato dopo la pubblicazione sui social di uno studio che boccia la riforma. Dicono che è stato un errore tecnico, sì, va bene, insomma, si dice in qualche modo bisogna salvare la figura. Per le elezioni di Vicenza la Lega cresce ma riflette sul crollo a Vicenza. Vedete che il Gazzettino spazia un po' per tutte le province del Veneto. L'Emilia Romagna in fuga dall'acqua, dedica la fotonotizia ai problemi di meteo che abbiamo anche con le regioni di confine. Sul Corriere del Veneto: Zaia con il nostro stile si vince, il governatore a fianco di Conte, erede, presto non fatemi sentire vecchio. Il Gentilini Show di ieri in piazza, poi trovate anche sul nostro sito un po' il filmato di quello che è successo. La bella fotonotizia dell'avvocata albanese sbarcata in Cadore, Cindy, una sindaca albanese. Pieve era diffidente, poi mi ha dato tutto. E San Stino, in un caso, il saluto della fascista della consigliera, il sindaco si è incazzato e ha detto adesso ti dimetti. Questo andremo a vedere. Poi c'era una cosa che troveremo anche in altri giornali: Brugnaro che dice allo studente in affitto ti fai fregare, se ti fai fregare non meriti di laurearti. Questo lo troveremo in altri giornali oggi. Su Treviso si parla molto nella nostra pagina degli incidenti: si scontrano un'ambulanza e un'auto, 3 feriti. Caltana si scontrano 2 auto, una finisce giù da un ponte. Altre cose e poi anche naturalmente nella pagina iniziale, andiamo a vederla, quella di Treviso, c'è anche questo bel pezzo di Gentilini: Zaia e Conte, miei discepoli. Io li ho visti subito dal 94 e se volete comunque cliccare sul pezzo, sull'articolo, trovate anche qui, vedete il filmato di tutto quello che è successo ieri mattina e c'è un Gentilini molto tosto come il suo solito. Bene, è tutto anche da Treviso.